Buongiorno, bentornati in un altro weekly vlog. Oggi è lunedì, i gatti hanno fatto abbastanza casino, a quanto vedo. Adesso devo dare da mangiare a tutti. Oggi devo preparare, non mi sono ricordata prima, quindi devo preparare adesso il pacchettino del giveaway da spedire. È germogliata la carota, cioè la piantina, i semini di carota hanno fatto i germogli. E mi sono accorta ieri e volevo farvi vedere anche a voi. Ecco qua, i miei germogli. E poi ha germogliato anche l'aneto. E gli altri no. Questa l'ho piantata ieri e questa anche. E alla fine li lascio qui di fuori adesso perché fa più caldo anche durante il giorno. E, insomma, adesso sono 12 gradi circa. Non è caldo, però sempre più caldo di 0 gradi, ecco. Allora, poi mio moroso ieri ha tagliato l'erba. Ecco, nel frattempo che io mi faccio tutte le mie cose della mattina, vi lascio i pezzettini di video di ieri. Ieri siamo stati in baita a mangiare a pranzo dai miei e quindi niente, vi lascio quei pezzettini. L'erbetta per i gatti ha preso, finalmente ci sono i ciuffi verdi, adesso devo aspettare ancora un po' che devo togliere questi qua, brutti. Non ho resistito, non ho aspettato che l'erba crescesse, gli ho portato dentro il vasetto. Pepe va matto per l'erba, veramente diventa disperato. Il piccolo non capisce perché loro mangiano l'erba. Oh, poretto. Ecco, sono tornata a casa adesso, ho di nuovo due vasetti, ieri ho piantato quelle due che vi ho detto prima, oggi pianto questi. Allora, una è pomodoro ciliegia e uno è asparago verde, quindi pianto anche questi. Quest'anno orto, quest'anno faccio l'orto in poggiolo. Ecco, quindi adesso che sono qua a casa, sapete cosa faccio? Finalmente cambio la batteria a questo orologio perché sono stufa. Anche la camomilla ha germogliato. Ah, la mia camomilla. Sì, sì. Cioè, però le carote, guardate che robe. Carote e l'aneto. E basta, questi li ho appena piantati. Ecco, ho fatto anche questi due. Asparago verde e pomodoro ciliegia. Adesso li metto tutti insieme in questo contenitore. Buongiorno, oggi è martedì. Pepe guarda gli uccellini e questa è la situazione del tempo oggi. Forse esce anche il sole. No, in teoria ha messo proprio brutto tempo. Tristezza, stiamo andando verso l'estate, c'è sempre brutto tempo. Come l'anno scorso, ha fatto lo stesso tempo. E poi ha fatto tutta l'estate bellissima e spero che quest'anno sia uguale. Mi fa strano, ma finalmente l'orologio funziona. E quindi vedete l'ora reale. Stavo guardando una roba da pagare. Cioè l'agenzia delle entrate trova sempre qualcosa da prenderti. Cioè, anche l'anno scorso è arrivata una lettera, ma non per me, per mio amoroso, perché lui ha chiuso la partita IVA. L'errore più grande è stato riaprire la partita IVA per la seconda volta. L'aveva già fatto quell'errore. E per andare a fare il boscaiolo, che poi ha perso tanti di quei soldi a fare quel lavoro che alla fine è stata solo una perdita. Non aprite la partita IVA se non siete sicuri di avere un guadagno, di riuscire a guadagnare bene. Non aprite la partita IVA perché... Ho deciso che vado all'Eurospin. Outfit di oggi, questi pantaloni che sono diciamo dei leggings. Non guardate i calzini, intanto dopo metto le scarpe. Sì, fanno un po' schifo effettivamente, dopo cambio. E ho questi leggings qui,
sono quelli dei cinesi, fatti così, e questa maglietta, molto molto semplice. E poi ho la mia santa maglia di Pile, che è veramente santa. Adesso ho aperto l'armadio di là, nella camera computer, non mi ricordavo, ho tutte le cose estive, ho un paio di pantaloni, una minigonna, che penso sia grande, a parte che mi sono gonfiata, quindi forse mi vanno bene quelle cose lì. E poi ci sono tutti i pigiami estivi, una camicia da notte, le canotte, quelle grandi larghe che uso d'estate, con i costume sotto. Ho trovato diverse cose, quindi adesso faccio la lavatrice e al massimo stendo in casa. Prima stendo di fuori, poi se vedo che il tempo non promette bene, stenderò in casa. Ecco, così adesso posso far andare una lavatrice. La faccio andare a 40 gradi. Ciao Simon! Amore. Ciao. Oh. Afio. Afio. Sono tornata dalla spesa è mezzogiorno e ho appena finito di mettere via il tutto. Ho trovato questi due. Allora, quello viola è mirtilli e frutti misti e quell'altro è semi di finocchio. Sono i due infusi. Penso siano sempre gli stessi, solo che hanno cambiato packaging. Questo qua è molto più accattivante, cioè, infatti io ho preso tutte e due. E poi mi è stata fatta un'osservazione da Giulia, ho già risposto sotto al commento, ma volevo dirlo anche qui, che ci sono pareti vuote in casa e perché non ho ancora messo niente, se ho mai pensato di mettere qualcosa. Sì, in effetti sì, io vorrei appendere magari un quadro, tipo qua sopra il divano un quadro, oppure anche di qua in camera sopra la tastiera del letto. Vorrei mettere qualcosa perché in effetti c'è una parete tutta bianca. Di là, non essendoci muffa, posso anche attaccarci qualcosa. E solo che non. Il problema di questa casa è che di questo appartamento, tutta la casa è così, ci sono muri, i muri sono vecchi e di conseguenza sono molto difficili da bucare. Se si riescono a bucare, si rompono in 20.000 pezzi questi muri qua, perché sono muri di una volta e quindi è difficile proprio bucare questi muri. E anche i chiodi sono impossibili da piantare. Io, se vedete cose appese, è perché ho messo i chiodi dove c'era lo stucco dei buchi precedenti, degli inquilini precedenti. Perché altrimenti, se io provo a impiantare un chiodo, non si riesce, si storge il chiodo, si storge, non so quale delle due è giusta, e niente, ti tocca buttare il chiodo e hai rovinato il muro e quindi per quello non abbiamo niente sui muri. Adesso devo stendere, però stendo sullo stendino e poi metto di fuori in poggiolo. Non mi fido a stendere fuori dal poggiolo sui fili lì perché sembra che voglia piovere ma non piove, quindi boh, non si sa. Sono le 4, sono arrivata a casa da poco. Praticamente dopo pranzo ho deciso di andare a fare una passeggiata dopo che ho steso e fatto tutto. E quindi sono andata a fare la passeggiatina nella ciclabile e sulla ciclabile e poi vabbè sono tornata indietro e sono passata a casa dei miei. Niente, tiro giù le pirofile, intanto sono le 5:30, mi sono fatta un tè caldo, questo qui tè verde al limone, qui ci ho messo anche quelli che ho comprato oggi, quindi ho messo mirtillo e frutti rossi e poi ho messo quello al finocchio, sempre in modo alternato, in modo da bere sempre un infuso diverso. Visto che ho fatto la passeggiata oggi, su dai miei c'erano anche questi. Oddio, c'era un'ape attaccata. Crescono sempre lassù, sono selvatici, insomma, non sono piantati, crescono così. E quindi li ho portati qua. Tanto non dureranno molto qui nell'acqua. Insomma, non sono come quelli azzurri che sono ancora lì. Cioè, guardate che resistenza che hanno quelli là. Veramente. Guardate questo dove è andato addirittura. Ah, perché Pepe me li tira fuori. Perché Pepe li vuole mangiare. Cioè, a me sembra sempre più grande qua, eh. Sembra sempre più germogliata la roba.
È uscito anche il sole, quindi si sta bene adesso di fuori, ma anche prima era uscito un po', poi era di nuovo andato via, coperto dalle nuvole. Invece adesso c'è di nuovo il sole. Il piccolo è sulla panchina. Ecco, quindi niente, io ho già preparato la tavola, ma sono solo le 6:20. Ho già preparata perché così non devo più farlo dopo. E come cena stasera ci sono le patate al forno con il polpettone di tacchino, pollo e c'è anche suino, purtroppo, che a me non piace il gusto del maiale, ma c'è. Adesso le patate le rigiro perché si stanno bruciacchiando. Buongiorno, oggi è mercoledì? Sì, dovrebbe essere mercoledì. Ho appena finito di pulire casa e sono le meno un quarto alle 10. Ho pulito casa con l'aspirapolvere, ho spolverato, ho passato l'aspirapolvere tutta casa. Ah, che faticaccia, pieno di pelo ovunque, perché 3 gatti, non è un gatto, 3 gatti, insomma, si nota che ci sono 3 gatti. E poi niente, le piantine sono cresciute ancora di più, le carote e l'aneto sono diventate tipo alti 1 metro, no, però i germogli sono alti. E niente, adesso che ho fatto tutto sto facendo colazione, visto che ho detto aspetta, prima pulisco casa, poi faccio colazione, perché se faccio colazione dopo non ho più voglia di pulire casa. Allora ho fatto il contrario oggi, ho su il pigiama dell'Avon. Da Avon ho comprato veramente tanti pigiami e io li trovo veramente comodi. Va bene, adesso vado a finire di fare colazione. Sto passeggiando, alla fine c'è un profumino di pollo allo spiedo perché c'è l'uomo pollo qua giù. Comunque c'è un profumino, mi fa fame. Sono arrivata fino al Pio X, solo che adesso torno a casa perché sono già le 11:15 e devo essere a casa a mezzogiorno per fare il pranzo. Per pranzo credo di fare pasta, io mi faccio il riso, sto finendo il riso quello bianco normale e poi voglio iniziare a mangiare quello integrale visto che l'ho comprato. E devo dire che a me il riso piace molto perché la pasta è comunque pesante. Il riso ti riempie, ma non mi dà quel senso di pesantezza come la pasta. Non ho fatto tanta strada, però sono affaticata. Non sono abituata come vi dico sempre. E c'è tanta gente a piedi. Vorrei iniziare a usare la bicicletta, ma appunto avendo il ginocchio che mi fa male non mi fido molto. Sono stata in banca, sono le 4:15, perché ho ancora l'orologio della macchina con l'ora vecchia, perché starà così fino a quando ricambierà l'ora, praticamente come faccio ogni anno. E sono stata in banca che mi servivano dei soldi e niente, adesso non so, vado forse su dai miei, non sto tanto però, e poi torno giù a casa. Mi sono guardata un bel po' di video, ho fatto una scorpacciata visto che piove come potete vedere. Ahimè, alla fine la pioggia è arrivata, ho fatto la passeggiata giusta in tempo stamattina. Infatti devo approfittare la mattina e andare a camminare perché pomeriggio adesso piove, quindi se la mattina vedo che non piove devo uscire di casa subito. Io vi aspetto domani con il vlog e per il momento stoppo qui. Ciao ciao! Buongiorno! Dopo tanto, ma veramente dopo mesi, mi metto in tavola a fare colazione. Io di solito faccio in piedi veloce. E siete sopra il Nesquik, per quello siete così bassi.
C'è anche Panna, perché sapete che Panna adora mangiare queste cose, pane e latte Nesquik. So che le fa male, ogni tanto le do un pezzettino. Se no a lei piace mangiare anche solo pane secco. Vabbè, i gusti sono gusti, no? C'è anche... Oddio, chi è? Ah, ecco, Panna. Ah, avevo il piccolo di qua. Piccolino? Adesso è là. Va bene. Quindi io mi faccio la colazione, so che la luce è pessima, ma piove. Oggi piove proprio anche la mattina, quindi oggi niente passeggiata. Cercherò di fare qualche esercizio qua a casa e basta. Boh, faccio la colazione. Ieri sera ho creato 4 nuovi moduli e uno di questi mi piace tanto, tanto, tanto. E sono i 4 moduli che andranno per giugno. Quindi i 4 tutorial di giugno sono già a posto, devo solo registrarli. Va bene, a dopo. Eccomi qua. Allora, non vi ho più continuato il weekly perché mi sono messa, se vi dico cosa ho fatto, praticamente ieri sera, non so se vi ho detto prima, stamattina, ho inventato 4 moduli per orecchino nuovi. Di conseguenza stamattina mi sono decisa subito a registrare i video tutorial, perché se io faccio passare anche solo un giorno, poi non ho più lo spirito giusto per registrare i tutorial. E quindi ho registrato tutti e 4 i tutorial e adesso non so, saranno quasi le 4 di pomeriggio e ho appena registrato un altro video, un video assaggio e un Mary assaggia che andrà online. Non so se giugno o luglio, insomma, abbastanza in là. No, a giugno ce n'è già uno, quindi a luglio andrà online. E niente, quindi in quel video vedrete me vestita così con altri orecchini, ma non importa, insomma. L'importante è il contenuto del video, non la location, tipo la coperta invernale, anche se è luglio, non importa. Sapete che registro prima. Niente. Io vi aspetto direttamente alla giornata di domani, che è venerdì, perché oggi mi sto dedicando veramente a YouTube e quindi sto registrando abbastanza video, giusto per poi essere tranquilla e fare i weekly senza avere il pensiero, oddio devo registrare quello, quell'altro, e quindi niente. Mi sono anche messa il fondotinta, si vede? Vedete la differenza? Io sì, lo vedo. Io vedo tanto la differenza perché ho la pelle tutta di un colore. Ne ho messo uno strato sottilissimo, ho messo quello di Bottega Verde, ve lo farò vedere, ma uno strato veramente sottile sottile e ha uniformato proprio l'incarnato, perché io sono piena di chiazze, di macchie rosse, eccetera, quindi cicatrici e tutte cose così. E niente, questi sono orecchini nuovi, vedrete il tutorial, oddio, maggio-giugno? A maggio, sì, in questo mese. Ok, verso fine mese vedrete il tutorial di questi qui e niente, vi aspetto direttamente alla giornata di domani. Ciao! Buongiorno, oggi è venerdì. Allora, ieri sera ho finito di editare tutti e 7 i video, sicché ne ho già caricati 3 e me ne manca da caricare ancora 4. Però 2 li ho già messi a caricare adesso e poi me ne mancheranno ancora 2, insomma, quindi super super. Allora, devo prepararmi perché vado a comprare la pappa per panna e devo andare fino all'AEO, quindi devo andare a Thai di Cadore. Vi faccio vedere l'outfit del giorno. Eccomi qua, ho dei leggings normali, neri, sono dei cinesi questi qua e... non sono proprio a vita alta perché vedete dove arrivano. Poi ovvio non è che li tiro su fino all'ombelico. Ok, quindi ho questi leggings, ho la maglietta gialla che avevo comprato da Piazza Italia, che vi avevo fatto vedere nell'haul, e poi ho messo su questa maglia che è molto sottile, quindi sto bene, non ho caldo e non ho freddo. Poi mi prendo dietro anche un'altra maglia. Niente, quindi sono semplicissima. Come orecchini ho indossato questi qua. Il rossetto che mi vedete magari anche in certi video, questo qui chiaro, questo rosa chiaro, è quello di Lidl ed è il numero 11, questo qui.
Fucsia Pink si chiama. No, il tempo è brutto, piove, non ve l'ho detto prima, comunque sta piovendo e quindi brutto brutto triste il tempo. Guardate dove ho appeso il cuore. Mi sono preparata tutte le carte per andare a fare la dichiarazione dei redditi e devo prenotare perché devo fare anche questa, ovviamente. E spero di non dover pagare come l'anno scorso. Spero, perché l'anno scorso poi era venuto fuori che nelle paghe mi avevano dato un bonus in più che non dovevano darmi, sicché io ho dovuto ridare indietro tutti i soldi. Ho dovuto ridare indietro più di 400 euro l'anno scorso. Ho lavato tutti i piatti e volevo farvi vedere che cosa ho preso. Adesso qui verranno 1000 critiche, mi verranno scritte 1000 critiche sotto al video, lo so già. Allora, cosa ho preso? Ho preso i prodotti della Fitline. Vi ho detto, mi sono trovata con la ragazza che me li ha venduti. Vi ho detto che su Facebook, sì, avevo detto che li avrei presi. Allora, questa è una roba da bere. Adesso dopo mi devo studiare come prenderli perché mi ha spiegato, ma non mi ricordo già più, quindi devo andare a vedere in internet. Quello lì è da bere ed è da bere insieme a questo Activase per la mattina o anche quando si mangia qualcosa, si beve anche questo insieme, mi pare, da quello che ho capito. E poi c'è questo qui invece, che è una polverina da sciogliere e questa qui è da bere la sera, come tisana per la sera, diciamo. E aiuta a dormire bene e a rigenerare il corpo. Tipo la mattina bevendo questa qui in teoria non dovresti svegliarti con ancora sonno, ancora stanchezza addosso, dovrebbe riuscire a far riposare veramente. Che poi all'interno sono tutti prodotti naturali questi, perché sono andata sul sito, mi sono letta tante cose e sono tutti prodotti naturali, per quello voglio provarli. E poi ho preso anche questo, il Pro Shape, questo qui è alla soia gusto vaniglia e questo è un sostituto del pasto. Io lo utilizzerò più che altro magari 1 o 2 volte a settimana, pasto, 1 o 2 pasti a settimana, ecco, non tutti i giorni assolutamente. Magari quando andrò al mare può essere che utilizzerò questo qui perché al mare poi non ho molta voglia di mangiare. Le prime bustine che vi ho fatto vedere e i 2 barattolini piccoli sono un set, si chiama Optimal Set, e invece il Pro Shape, il sostituto del pasto, è a parte e si chiama proprio Pro Shape. E niente, quindi li ho presi. Sono curiosissima di provarli, ho detto anche alla ragazza, sono veramente curiosa. I fiori sono ancora belli, cioè ho il pollice verde, no non è vero, però sono ancora belli, guarda che belli. La camomilla è germogliata ma è molto lenta rispetto agli altri, germogliano velocissimi, qui non c'è ancora niente, vi ho detto questo qua secondo me non cresce niente, l'anetto è diventato enorme e queste sono le carotine. Le carotine si sono un attimino fermate. Eccomi qua, sono le 6 di sera, 6:30, non lo so, e praticamente pomeriggio io avevo intenzione di stare a casa, magari registrare dei video, eccetera, eccetera. Invece sono andata via perché mia mamma dopo pranzo mi ha mandato un messaggio e mi aveva chiesto se andavo al Prix e allora ho detto bene sì, vado. E quindi ho fatto un po' di spesa lì al Prix e poi ha deciso all'ultimo di andare anche al Lidl e allora ho fatto un po' di spesa anche là, ho speso sui 50, massimo 55 euro in tutto, no, non mi ricordo, su per giù quella cifra lì. E quindi ho fatto un po' di spesa, ho riempito un po' tutto e sono contenta che almeno non volevo andare questa settimana e invece poi mi sono ritrovata a fare la spesa lo stesso. Domani vado a comprare il pane e basta. Sono venuta a casa, ho registrato il video spesa e poi ho messo via tutto e niente, ho già preparato la tavola. Stasera pizza perché è venerdì, ve lo dico ogni volta, venerdì pizza. Alla fine è uscito anche un po' di sole. Sì, beh, è nuvolosissimo, ha smesso di piovere, è uscito un raggio di sole, però sì, non promette proprio benissimo questo tempo. Vorrei fare una passeggiata questa sera, ma non credo di uscire, perché comunque è tutto umido e non mi piace passeggiare sulla ciclabile, quindi non penso di uscire. Stasera fanno i Minions in televisione, quindi vi lascio ai prossimi video dei prossimi giorni.
Domani ci sarà un video spesa. Sì, domani, sì, sì, sì. E niente, lunedì video tutorial, il mercoledì e il venerdì video extra, video, boh, non mi ricordo neanche cosa ho messo in programmazione, perché devo fare appunto tutto il lavoro a computer, quindi fare le anteprime, mettere le descrizioni. Sembra di no, ma ce n'è tanto da fare alla fine. Vabbè, però alla fine è un mio passatempo e quindi mi va bene lo stesso, mi va bene così. Niente, grazie per avermi seguito anche in questo video. Ringrazio i nuovi iscritti perché sì, qualcuno si è aggiunto. Vi saluto e vi aspetto al prossimo weekly vlog. Ciao!